questa zona ha già dato in termini importanti, anche in termini di programmazione urbanistica. Qui l'assessore Gelmini, i 4 comuni dell'area di Montichiari hanno un piano d'area, hanno bloccato da anni i loro investimenti, le loro programmazioni urbanistiche, vocando quella zona a questa destinazione, così come il progetto dell'alta capacità, così come il collegamento di Corda-Molle, così come altri interventi infrastrutturali. Per cui, Assessore, noi quello che chiediamo alla Regione Lombardia, chiaramente interverranno, gli ha chiesto la parola l'assessore Ghirardelli, quello che chiediamo alla Regione Lombardia è che, ringraziandola per noi riteniamo che al di là delle comunicazioni a mezzo stampa le istituzioni si muovono per delibere, per comunicazioni, per atti ufficiali. Questo è comunque un atto ufficiale, non una delibera, ma è una presenza in commissione ed è una audizione registrata con degli intendimenti importanti. L'ha preceduta la comunicazione della Presidente Maroni nelle settimane precedenti, che parlava di un tavolo con Zaia e Contuse, esattamente quello che lei oggi ha detto ed è presente nella slide che prima abbiamo visto. Ecco, ci immaginiamo che queste iniziative diventino nei prossime settimane, nei prossimi mesi, iniziative cogenti e di un ordine programmatorio, altrimenti rischia che la politica faccia dei disegni e poi le società che si muovono su percorsi diversi alla fine concludono questi disegni a favore di qualcun altro. Questo è quello che le chiedo, Assessore, vista la sua presenza, vista l'autorevolezza sua e la presenza di 2 consiglieri importanti sia dell'opposizione che della maggioranza, come il consigliere Girelli e il consigliere Parolini.